Questo divieto da parte delle moto, le strade sono rotte, insomma la città pressa perché vediamo che tante periferiche insomma, sono piene di buche. In questo senso pensate di recuperare qualcosa e di dare anche un segno diciamo, alla città, perché molte strade, in particolare quelle interne, sono proprio piene di buche. Ecco, quando ci aiuteranno a trovare soldi risolveremo il problema del paese, che è quello delle manutenzioni. Oggi c'è un paese che non fa le manutenzioni, i comuni non sono nelle condizioni di fare le manutenzioni. Le vicende, le proteste di queste ore, scioperi della fame a Roma, della signora ricoverata perché fa lo sciopero della fame contro le buche di Roma, dicono e aprono certamente un problema che è grandissimo con cui le amministrazioni locali devono fare i conti. Qua ad Agrigento poi l'effetto di una sentenza ha determinato che i dirigenti e il responsabile della posizione organizzativa, diciamo, senza sentire l'amministrazione comunale, perché questo vuole le norme, questo vogliono la Bassanini, ciascuno si muove dentro la propria sfera, si chiudono delle strade. Ora io non ce l'ho con i dirigenti e non ce l'ho con il responsabile della posizione organizzativa, che di fronte a certe sentenze d'ora in avanti mettono le mani avanti, però questo è sbagliato perché tutti i casi hanno una loro specificità. Caso per caso si può stabilire se un pezzo si rattoppia e la strada rimane aperta, se si possono fare dei restringimenti di carreggiata, se si può per esempio, come succede in tante altre parti, tranne che non ci sia una buca profonda, se ci sono degli avvallamenti si riduce il limite di velocità a 10, sta succedendo ovunque. Allora io ho chiesto agli uffici, ed è questo che faremo in maniera puntuale d'ora innanzi, caso per caso fare un esame critico delle varie situazioni, perché così di questo passo chiuderemmo l'Italia e non la possiamo chiudere. Le discariche stiamo continuando a bonificarle diciamo, con una velocità ancora più frequente rispetto al periodo invernale, lo sapevamo, rispetto a quello autunnale il periodo estivo determina inevitabilmente una serie di problematicità maggiori, soggetti che arrivano da fuori, che non sono censiti, che non hanno i mastelli e che decidono di seguire la comoda strada dell'inciviltà e comunque diventa un'operazione diciamo, continua in cui si insegue l'incivile. Quando poi l'operazione diventa diffusa, per cui il sacchetto lo butto dove mi capita meglio, è evidente che è complicato e qualcuno dice poi però non si spazzano le strade, però poi non oscerbate le strade. Bene, siccome non abbiamo un esercito che si dilata alla bisogna, ma 120 sono e 120 rimangono, non potendo cambiare il contratto in corso d'opera, se tolgono i sacchetti perché gli incivili li buttano, certamente non spazzeremo le strade, perché tra spazzare una strada e togliere discariche o rifiuti che sono sparsi, evidentemente si preferisce di fare la prima cosa. Se tutti quanti agissimo in una condizione diversa, è evidente che avremo città certamente più pulite. C'è l'altro tema, il nuovo contratto prevederà un ancoramento, benché una riduzione dei numeri, un incremento certamente delle ore di quelli che sono previsti, cioè i 105, però la sfida, diciamo, la madre di tutte le guerre è un recupero di civiltà complessiva. Perché sentirsi scrivere su giornali regionali Agrigento al primo posto per differenziata in Sicilia ci fa contenti alla grande, però se poi giri e sai che accanto a questo hai le discariche che vengono create, i sacchetti buttati, evidentemente significa che il processo ancora è in corso. Dato buono è che a giugno abbiamo superato anche il 70% della differenziata. Ed è in controtendenza perché non era stimato che a giugno noi superassimo il 70%. Il periodo estivo determina un drastico abbassamento, da noi specialmente che abbiamo un'ampia area rivierasca, un drastico abbassamento. Mi auguro che in ottobre, sono certo che in ottobre, con l'incremento della strutturazione da parte di contratto, e anche con un recupero continuo che stiamo facendo sul piano del controllo del territorio e del controllo sociale, diciamocelo chiaro, perché tanti cittadini chiamano, tanti cittadini danno numeri di targa, tanti cittadini segnalano gli sporcaccioni, ecco tutto questo è un work in progress che capisco richiede pazienza, ma strade diverse non ce ne sono.